soprattutto quella di domenica, perché dopo 2 anni di amministrazione comunale, avendo invitato il sindaco che è venuto a vedere di persona tutti i problemi nostri, e quel giorno mi sono meravigliato perché abbiamo chiesto che venga ed è venuto subito. Allora ho detto qua, posso vedere che abbiamo trovato la persona giusta. Da allora non si è più fatto vedere. Ci ha risposto: le frazioni non saranno dimenticate. Ora, dopo 2 anni di amministrazione per Sant'Anna non è successo niente. Ha cambiato 3 panchine, ha messo 2 tende nella scuola media, ha chiuso qualche buca per le strade di via Pegorina, per il resto non mi ricordo. Aiutatemi. Aiutatemi, non lo so. Ieri a Sant'Anna, ospitato dalla saletta parrocchiale, il comitato della frazione ha indetto un'assemblea tra i residenti in cui si sarebbe dovuto discutere sulle varie problematiche legate alla Romea e presentarsi un progetto per un tratto cicloviario da legare all'Avento, la ciclovia che passerà per il nostro territorio partendo da Torino e arrivando a Venezia. Notata, sottolineata ed evidenziata da numerosi commenti l'assenza dell'amministrazione che non si è presentata. Non era stato diramato nessun invito ufficiale, ma attraverso vari canali, direttamente e indirettamente, era stata data comunicazione a chi di dovere. Non era stata confermata la presenza di qualcuno, non era stato chiesto di posticipare perché altri impegni ostacolavano la partecipazione, ma ancora prima di aprire le danze il malumore per la mancata presenza serpeggiava tra i presenti. Deluso e amareggiato il comitato e i cittadini della frazione presenti, che nei primi tempi avevano visto una sentita partecipazione da parte del sindaco, inaspettata, e che adesso da questa assenza sono rimasti delusi, sapendo di aver contribuito non poco nel momento delle elezioni che hanno portato al governo questa maggioranza. Un commento mi ha colpito. Il sindaco neppure sa dov'è Sant'Anna. Commento acido e non veritiero, ma sorto certamente dalla delusione di non avere nessuno seduto di fronte a cui far sentire le problematiche che da anni si protraggono, cercandone una soluzione. La riunione, non avendo un confronto con la parte amministrativa, non è stata che un riassunto di cose che negli anni sono state dette e ridette, ribadendo situazioni viste da tutti, situazioni che possono mettere in pericolo la sicurezza e la vita dei residenti. La frazione è tagliata in 2 dalla strada statale 309 Romea, ma ieri nessuno ha parlato di stravolgerne il percorso, di aumentarne le corsie o di effetti speciali. Si è parlato di temi già affrontati ripetutamente, anche con l'amministrazione e anche con ANAS, ente gestore. Questa non ha competenza sugli arredi o sui passaggi pedonali, ma solo sulla carreggiata e sui segnali di pericolo. Tutto il resto, i temi di cui si è discusso ieri, sono di competenza comunale. Delle fermate dei bus e della loro messa in sicurezza a parlarne deve essere l'amministrazione. Lo stesso per attraversamenti ed eventuali semafori a chiamata, per i quali ANAS si è detta favorevole ad approfondire e anche a sedere a un tavolo tecnico per valutare le varie opzioni. In ogni caso, qualcosa va fatto, il sottopasso non è norma e non lo sono neppure le fermate. Gli investimenti richiesti non solo a questa amministrazione, ma anche a quelle che l'hanno preceduta, sono in termini di sicurezza. Ragazzi che attendono al bordo di una statale che passi il bus per portarli a scuola, mamme con passeggini e anziani con deambulatore ad attraversare con le dita incrociate nel varco tra un rosso e un verde dei semafori per non poter utilizzare un sottopasso con una pendenza assurda. Metterlo in sicurezza può corrispondere solo che a chiuderlo. Si aspettava un confronto, l'ennesimo confronto che non è arrivato. I commenti oggi sull'assenza dell'amministrazione esprimono disagio e imbarazzo da parte del comitato e da parte dei cittadini elettori. Nella frazione è iniziata una raccolta firme per sollecitare una soluzione ai problemi esposti e a dimostrare che i santananti ci sono. Il video della riunione di ieri sera è disponibile sul canale YouTube di Chioggia Azzurra.
A Novità Dolce e Salato in Viale Veneto a Sottomarina, tra le specialità di Chioggia, il venerdì trovi anche le golosità portate da Napoli, dalle 1000 varianti di Bussolà al Casatiello, dai panini nostrani ai formati campani, panini ricchi e gustosi con ingredienti della cucina campana e tante specialità, non solo salato ma anche tanti dolci gustosi con ingredienti speciali, golosi rulli farciti e gustosi torroni. Novità Dolce e Salato è aperto tutti i giorni, anche la domenica mattina, ma il sabato sera dalle 9 alla mezzanotte potrai gustare ciambelle e brioche calde in tanti e tanti gusti diversi. Buongiorno, allora ieri sera abbiamo ripreso, avrete visto la diretta, poi la Michaela ha fatto tutta una serie di servizi, li ha pubblicati, li sta pubblicando, e dell'incontro che è stato fatto dal comitato civico, organizzato dal comitato civico di Sant'Anna. Complimenti, perché non per piaggeria, è stato organizzato veramente bene. E tra l'altro c'è un progetto che invito poi a guardare, che hanno fatto tutto un progetto, l'ha presentato un geometra, scusate in questo momento non mi ricordo il nome, un bellissimo progetto di ciclovia a tratti in pratica, quindi comprenderebbe da Cavallella d'Adige, quindi passando addirittura per il ponte sull'Adige per arrivare poi a Sant'Anna e poi oltrepassare il Brenta, una cosa che a step costerebbe il progetto completo quasi 2 milioni di euro, però facendolo a tratti. C'è il tratto centrale, quello di Sant'Anna, veramente a mio avviso, io ovviamente non sono un tecnico, ma mi sembra ben studiato, meno di 200.000 euro. E quella l'ho detto anche pubblicamente, lì veramente il comitato e anche gli amici di Sant'Anna devono proprio impegnarsi con l'amministrazione, perché non dico in tempi brevi, ma che venga, secondo me è una cosa veramente valida, perlomeno quel tratto. Gli altri ci sono, diciamo, bisogna vedere ANAS cosa farà per quella famosa rotatoria che dovrebbe fare subito dopo il ponte sul Brenta, il famoso ponte sul Brenta. Ci sono tutta una serie di interrogativi che onestamente bisognerà per forza di cose coordinarci e sentire cosa dice ANAS, che alla fine i soldi li tira fuori ANAS. Al netto di questo c'è stata, devo segnalare due cose a mio avviso abbastanza importanti. Una è quella che non c'era nessuno dell'amministrazione, infatti si sono lamentati tanto di questo, perché non c'era il sindaco, non c'era nessun assessore, c'era solo Roberto Rossi, ma adesso torno su Roberto Rossi, e allora loro hanno detto che avevano inviato l'amministrazione, mi hanno mostrato anche una mail. Questa mattina io ho contattato il sindaco, veramente avevo cercato anche ieri sera di contattarlo, ma era non raggiungibile, anche lui ogni tanto staccherà, immagino, e questa mattina lui ha detto che non sono stati invitati, che hanno mandato sì una mail, ma era una mail generica e non era concordata né l'orario né nulla. Però devo dire sinceramente che visto l'attenzione che l'amministrazione ha sempre dimostrato verso le frazioni, io credo che almeno qualche consigliere comunale di maggioranza ma anche, diciamo, qualche assessore magari avrebbe potuto essere presente. Però la mia non è una critica, ho dovuto constatare questo. Su Roberto Rossi chiedo scusa ai presenti, gli amici di Sant'Anna, i signori e le signore, che sono onestamente veramente tutte grandissime persone, ma non ho potuto stare zitto di fronte alle ennesimi balle, bugie di cui è abituato a propagandare quel signore. Allora non voglio tediarvi, ma in estrema sintesi, questo signore che critica l'amministrazione, però poi gli vota i bilanci, e l'ha messo. Se andate a guardare il video, gli ho detto ma scusa, tu critichi ma gli hai votato i bilanci? No, quest'anno non l'ho votato, ma l'anno precedente l'ha votato, in pratica. Comunque al netto di questo, dice che praticamente l'amministrazione ha un avanzo di amministrazione di decine di milioni di euro e potrebbe usarli per le frazioni. È una bugia tra tutte le balle che racconta, perché quei fondi sono della legge speciale di Venezia, come lo diceva lui, ma non possono essere utilizzati per interventi nelle frazioni. Non è possibile. Anche a Chioggia gli interventi che possono essere finanziati con la legge speciale di Venezia devono avere un certo tipo di finalità. Ecco. Allora, Rossi, uno è stato già consigliere comunale durante la prima amministrazione Guarnieri, poi è entrato adesso con la storia dell'impianto GPL, le stendiamo un velo pietoso.
Quando dice che si possono utilizzare questi soldi, le cose sono due: o mente, ma diciamo questa è una sua pratica abituale, oppure all'età che ha e dopo tutte le esperienze amministrative che ha avute non ha ancora capito come funziona la legge speciale di Venezia. In via Vespucci al Civico 130, sabato 14 ottobre, apre Acme Store, il nuovo negozio della tecnologia. Qui troverete elettrodomestici, accessori per la casa, ma soprattutto computer e cellulari. Inoltre Yuri ed Eddie rigenerano i vostri cellulari, Android ed Apple e i vostri computer, che siano PC o Mac. Sui vostri device assistenza a 360 gradi. Li trovate al 351 683 7940. Oggi Chioggia Azzurra ha avuto l'onore di incontrare Gabriele Turci, CEO di Dronext dal 2017. Si tratta di un'azienda leader nel settore della consulenza e della formazione nell'ambito droni, un punto di riferimento nel mondo dei droni in Italia. Le normative che regolano il pilotaggio dei droni sono molte e spesso sono sottovalutate dall'utenza, che giudica alla strega di un giocattolo questo dispositivo, il cui utilizzo ha molte sfaccettature e in un futuro vicinissimo potrà affiancare il lavoro dell'uomo in molti campi. Turci ha scritto numerosi manuali tecnici sull'uso del drone, di cui sono state vendute complessivamente oltre 54.000 copie. In questi giorni omaggerà gli associati SAV di un libro che invece racconta la sua passione e il suo personale percorso. Potete vedere l'intervista completa sul canale YouTube di Chioggia Azzurra. E col tempo poi è cresciuta l'attività, è cresciuta la richiesta e quindi ho lasciato perdere per il momento il pilotaggio attivo e mi sono dedicato esclusivamente con i miei collaboratori a questo secondo aspetto, che è quello dell'assistenza burocratica. Secondo aspetto, ma forse anche più importante del primo, perché se non si rispettano le regole, se non si è assicurati, se capita qualcosa, le rogne sono grosse. Tu sei avvocato. No, è proprio questo il discorso, che magari non ci pensa, soprattutto se si compra un drone piccolino, ma le conseguenze in caso di incidente o comunque di controllo che non va a fine sono veramente pesanti, nel senso che oltre alla multa, alla spesa amministrativa, già basterebbe per tagliare le gambe a chiunque, purtroppo in tantissimi casi è prevista anche una sanzione penale. Poi ovviamente magari non si finisce materialmente in carcere, però c'è sempre una sanzione penale che veramente non è forse anche sproporzionata in molte fattispecie, ma la gente non ci pensa, magari ci si trova dentro il padre di famiglia che gioca con i figli, si trova magari 6 mesi di arresto, non è una cosa simpatica. E per questo noi cerchiamo, oltre a fare consulenza a chi ce la chiede, di fare anche più divulgazione possibile, anche perché i costi rispetto all'inizio per mettersi in regola sono diventati risibili. Se prima per fare un corso mi occorrevano 1.500 euro, ora posso ottenere lo stesso patentino, la stessa certificazione spendendone 19, per darti un'idea di come è sceso il prezzo in concomitanza con l'aumento dei piloti. Sì, non è proibitivo, per cui tanto vale essere in regola, fare le cose fatte per bene. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi. Preoccupazione per il Piave espressa dal presidente della Regione Veneto Zaia mentre è in corso una procedura di autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un villaggio turistico alla sua foce. Per il Partito Democratico in Consiglio regionale, Francesca Zotis, Andrea Zanoni e Jonathan Montanariello, le due cose non vanno evidentemente a braccetto e chiedono un chiarimento attraverso un'interrogazione. Sembra che lo stesso Zaia abbia affermato palesemente che la maggior preoccupazione in tema difesa idraulica dei fiumi
derivi dal Piave, dal quale ci si aspetta un evento di piena eclatante che al momento fortunatamente non si è ancora verificata. Si parla di 100 milioni di metri cubi d'acqua che potrebbero derivare da una piena eccezionale. A fronte di queste considerazioni viene messo sotto la lente di ingrandimento dei consiglieri Dem il villaggio Valle Ossi a Eraclea Mare, che andrebbe a sorgere proprio alla foce del Piave. Il consumo di suolo che deriverebbe dalla sua realizzazione potrebbe determinare gravi problemi di subsidenza, di non corretto del flusso delle acque con conseguenti estesi allagamenti ed aumentata risalita del cuneo salino. I consiglieri si chiedono quindi a che punto sia il cronoprogramma per la realizzazione di tutte le opere di difesa idraulica riguardanti il fiume Piave e di come si pone la giunta regionale rispetto alle gravi criticità legate al progetto di realizzazione di questo villaggio turistico. Dal gennaio di quest'anno sono stati registrati in Veneto 9 casi di meningite da meningococco legati a diverse cause, oltre al meningococco, pneumococco ed herpes virus, a quanto afferma la Direzione Prevenzione della Regione Veneto. Nell'ultima settimana 3 nuovi casi sono stati segnalati in giovani fino ai 17 anni nelle province di Padova, Belluno e Vicenza, casi non collegati tra di loro e causati da agenti patogeni differenti. Tra i casi si segnala il decesso di una bambina di 5 mesi a Padova a causa di una meningite da pneumococco, mentre un ragazzo di 17 anni a Belluno ha contratto la meningite da meningococco e le sue condizioni sono ora in miglioramento. Le 2 ULSS coinvolte hanno implementato tutte le azioni di sanità pubbliche previste. A livello regionale si è osservata una lieve crescita di meningiti da meningococco, soprattutto di tipo B, tra il 2022 e il 2023. La Direzione Prevenzione sottolinea che esistono vaccini disponibili per proteggersi da pneumococco e meningococco, con offerte gratuite in Veneto per neonati e adolescenti, secondo il Piano Nazionale Vaccinale. Tuttavia, la percentuale di genitori che non aderiscono alla vaccinazione è del 6% contro il pneumococco e del 9% contro il meningococco. La vaccinazione contro il meningococco di tipo ACWY è offerta gratuitamente agli adolescenti di 14 anni, ma purtroppo il 22% dei ragazzi non si vaccina. Dato il recente aumento di casi di meningococco B tra gli adolescenti, la Regione Veneto ha implementato un piano straordinario vaccinale, incluso il vaccino per il meningococco B per i nuovi 14enni e l'offerta gratuita richiesta per tutti gli adolescenti e giovani adulti nati dal 1997 al 2010. Gli esperti della Direzione Prevenzione ribadiscono che la vaccinazione rimane uno degli strumenti più importanti per prevenire il rischio e tutelare la salute, raccomandando la vaccinazione anche per gli adulti con fattori di rischio o condizioni particolari. Per ulteriori informazioni si consiglia di rivolgersi al proprio medico curante o al servizio igiene e sanità pubblica della propria USL. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.